Buona quarta domenica di Pasqua, domenica del Buon Pastore, la quarta domenica di Pasqua, sempre. E anche quest'anno appunto la liturgia ci fa ascoltare il capitolo del Vangelo di Giovanni, che è un capitolo preciso, il capitolo 10, dove Gesù parla proprio di sé, facendo allusione chiara all'immagine del buon pastore, che poi nel testo greco Gesù si definisce il pastore bello. Noi traduciamo con il buon pastore, ma Gesù dice il pastore, quello bello. E la bellezza nella Bibbia è qualcosa di molto forte, profondo, sostanziale, non è effimera la bellezza nella Bibbia. Gesù è il pastore bello non per ragioni estetiche, ma per ragioni sostanziali. Perché? Perché il pastore bello dà la vita per le sue pecore. Dà la vita, è pronto addirittura a morire per le pecore. Nel testo però che la liturgia ci fa ascoltare in questa domenica, Gesù parla indirettamente di sé come del pastore, ma è più esplicito nel definirsi la porta delle pecore. Io sono la porta delle pecore. Diciamo che il testo ci fa capire che Gesù pensa a se stesso come colui che è per le pecore, cioè per il genere umano, per le persone, per gli uomini. Immagine tipica della Bibbia, ecco, parlare dell'umanità in termini di gregge, anche perché in un contesto dove la pastorizia era abbondantemente diffusa, tutto diventava chiaro. Gesù appunto si definisce come pastore e porta per le pecore. Cosa vuol dire? Io sono la porta delle pecore. Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Gesù è pastore e porta delle pecore perché lui, la sua volontà, la sua missione consiste nell'accompagnare le pecore, che siamo noi, a trovare ristoro, a trovare pascolo, a trovare riposo, a trovare casa, a stare bene, a sentirsi al sicuro, a sentirsi protetti. Molto differenti invece sono le figure, anzi antitetiche sono le figure del ladro, del brigante, e più avanti lui parlerà anche del mercenario. Il ladro, il brigante, il mercenario non hanno l'amore nei confronti delle pecore, ma mettono in atto dinamiche che sono antitetiche all'amore, cioè l'egoismo, la violenza, l'avidità, il non rispetto, la mancanza non solo di qualsiasi delicatezza, ma produrre nella vita delle pecore la dinamica della morte. Ecco. Gesù è il pastore che dà la vita, il mercenario, il ladro, il brigante danno la morte alle pecore. Gesù aiuta le pecore a stare in una dimensione dove l'esistenza diventa anche assaporabile, godibile, come il sabato, lo Shabbat, no? Che nella creazione è il vertice ed è il momento in cui Dio si rivela veramente carico di amore per tutta l'umanità, perché pensa alla vita non in termini di schiavitù, di oppressione, di violenza, di alienazione, ma pensa alla vita come a qualcosa che sia non solo sopportabile ma anche desiderabile e godibile. E non dimentichiamo che il giardino dell'Eden, capitolo 2 della Genesi, è creato da Dio proprio con questo orizzonte, che la vita sia per l'uomo l'esatto contrario del deserto, l'esatto contrario dell'aridità. È un giardino che ha la caratteristica di avere tanti alberi belli da vedere, buoni da mangiare. Il diavolo cosa fa? Farà credere ad Adamo ed Eva, che siamo noi,
che Dio, invece di essere amore, di essere benevolo, di essere paterno, di essere alleato nostro, amico nostro, Dio invece è colui che ti inganna, perché ti vuole togliere, non ti vuole donare, ti vuole togliere. Infatti ti ha tolto quell'albero che non puoi mangiare, allora invece devi mangiare quello, perché quello ti ridà tutto quello che Dio ti avrebbe tolto. E allora questa mentalità della inimicizia poi cosa produce? Produce l'inimicizia tra l'uomo e la donna, produce l'inimicizia tra i loro figli, dove Caino uccide il fratello. E allora la vita non è più godibile, non è più assaporabile, e la vita diventa paura, come quando diventiamo ehm, lupi, ladri, briganti e mercenari. Ecco, nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni ci sarà anche l'immagine del lupo che rapisce le pecore e le sbrana, no? Perché pensa a se stesso. E allora recuperiamo questa immagine del pastore e della porta, che sono immagini attraverso le quali Gesù ci dice che ci ama, che ci ha dato la vita e che ci darà sempre la vita. E ci fa capire che la vita ha senso soltanto quando noi impariamo a donarci la vita gli uni agli altri, come farà lui, il pastore che diventa agnello, che dà la vita per tutto il resto del gregge. Buona domenica, buon cammino a tutti voi.